maggio, giugno, luglio, o giugno, luglio e agosto, o luglio e agosto, una cosa del genere, perché tornò da me in settembre del 90. E per quanto tempo era stato, cioè la prima volta ha detto per un paio di giorni, la seconda volta? Una ventina di giorni. La seconda volta? La seconda volta un po' di più, un 40, 45. E la terza volta? La terza volta sui 2 mesi e mezzo, 3 mesi, non preciso. Cioè per un periodo comunque più lungo? Più lungo, sì, perché stava male e doveva curarsi. Stava male con i denti del giudizio, con un molare del giudizio che stava per nascere e gli aveva dato dei fastidi enormi. Durante il periodo in cui il Santa Paola è stato ospite a casa sua, vi erano altri soggetti, oltre lei e sua moglie, che conoscevano la vera identità del Santa Paola e il suo stato di latitanza? Sì, c'era mio padre, mia madre, un altro ragazzo di Graniti. Come si chiama questo ragazzo? Felice Cordaia. E poi? Poi, ma questo molto più in là, per i primi tempi non sapeva chi fosse, un altro signore. Come si chiama? Edoardo Rossi, conte di Salazar, al quale il Nitto Santa Paola tinse una scala in legno enorme fuori, tutta con olio di lino. Come era avvenuta la presentazione? Ma a casa mia, come cugino di mia moglie, in un primo tempo, poi dopo un paio di anni gliel'ho detto chi era. E con quale nome lo presentò? Come Alfio, perché lui si chiamava Alfio da me, non Nitto. Avevamo scelto questo nome, tanto per non dire Nitto, perché poteva scappare se c'erano operai, c'erano altra gente. E poi c'è stato pure un operaio che l'ha riconosciuto 2 o 3 giorni dopo che era arrivato. Siccome era stato precedentemente ospite mio in una vendemmia negli anni 80, nel 1980 o 79, e questo operaio lavorava quel giorno lì, lo riconobbe. E come si chiama questo? Peppino, Giuseppe. Se ti ricordo l'ingiuria, si chiama i Benedettella, non mi ricordo il cognome. Può darsi che in seguito lo possa ricordare. Ecco, come lei poc'anzi stava ricordando che aveva dipinto una scala, mi faccia capire anche per capire le circostanze. Sì, questo signore aveva una scala fuori, è una casa a 3 piani. Cioè in un altro sito rispetto alla sua abitazione? Sì, a Graniti Paese. E c'era una scala in legno, un legno massiccio, molto robusta, che saliva, che dall'esterno si poteva salire al 2° o 3° piano, non glielo so dire con esattezza. Ed era fuori all'addiaccio la scala, stava sempre inverno e estate fuori, cioè era una scala in legno ma fissa. E allora, siccome si era deteriorata col tempo, dice te la faccio io. Ma dai, tu non la sai fare? No, io la so fare, perché sapevo fare di tutto. E lui gliel'ha fatta bene. Mi scusi, questo significa che per eseguire questo lavoro il Santa Paola si allontanò dalla sua abitazione? Si allontanò, veniva con me a Graniti e scendeva con me. Veniva con lei in macchina, a piedi? Macchina? No, in macchina. Ci sono 4 chilometri di distanza.
E il Felice Corvaia... Non uscì mai con nessuno, tranne che con me, signor Pubblico Ministero. E il Felice Corvaia di cui lei ha detto poc'anzi, come ebbe modo di conoscere la vera identità? A casa mia, tanto che io stesso pregai Nitto, senti c'è Felicetto che ti vuole conoscere, tanto sai che sei qua. E lo sapeva perché? Perché gliel'avevo detto io. E l'altro operaio di cui non ricordo il nome, come aveva appreso la vera identità del Santa Paola? Perché lo aveva visto. Come l'aveva riconosciuto, questo voglio dire. L'aveva visto una prima volta in quella vendemmia del 79 o dell'80, perché è stato tutto il giorno lì. Cioè, quindi prima che ancora fosse latitante. Il che significa che prima ancora che lei desse ospitalità al Santa Paola, quale latitante, qualche volta capitava di venire a casa mia, certo, come io pure sono andato a casa sua. Vi sono altre persone che sono state messe al corrente della presenza del Santa Paola a casa sua? Ma gliel'ho detto l'altra volta. Signor Paladino deve dire sì, tutto come se fosse la prima volta. Fosse la prima volta, va bene. Ho fatto la confidenza a un ex giudice costituzionale, qui stiamo bene attenti perché l'altra volta fu scritto dalla stampa qualcosa che mi ha fatto semplicemente terrore. Io mi sono rivolto all'ex giudice costituzionale Trimarchi in quanto avvocato, un vecchio avvocato di mio padre, per chiedere consiglio cosa dovevo fare in caso la legge vi poteva nuocere il Santa Paola. E mi disse: non c'è niente da fare, l'unica cosa che puoi fare è venderti la villa. Tanto tu hai bisogno di soldi, tutti lo sappiamo, tutti lo sanno, nessuno ti può incolpare. E tutto questo quando accadeva? Nel 1989. E allora poi seguì l'esempio, il consiglio del Trimarchi? Sì. E cosa fece? Ho venduto la villa, infatti è stata venduta nell'agosto del 1989. E quando andò via, rispetto al momento della cessione della villa, quando andò via il Santa Paola? L'ho già detto prima, andò via il 3 o il 4 di gennaio 1991, cioè 4 mesi prima che io consegnassi la villa al nuovo acquirente. Facciamo un passo indietro e ritorniamo ai primi anni della sua conoscenza con il Santa Paola. Lei ha detto che gli fu presentato da Franco Cutaia, sì, e che iniziò poi a frequentare un club di caccia, o non so come definirlo. No, la riserva di una caccia. Riserva di caccia. Più che chalet c'era un capannone, era un ex capannone della Fiera di Messina che l'avvocato Rizzonervo aveva trapiantato. E questa riserva era frequentata anche dallo Iacona, sì, mi pare di capire. Eravamo in 7, 8, 9, non ricordo bene. Fernando Iacona, Guido Puglisi da Catania, da Messina c'era Magno, Giovan Battista, Francesco Orlando, Gian Gabriele Fiorentino, un altro, come si chiamava, un avvocato di Firenze, avvocato Marchetti. Avete frequentato altre riserve di caccia oltre questa di Cesarò? No, io una sola volta sono andato con lui a caccia in una riserva che non so dire dove si trovasse, a Conigli.
credo che fosse una riserva di Graci, una sola volta. E ricorda una sola volta? Una sola volta, assieme a un mio dipendente, un operaio specializzato, un remontatore. E c'era il Santa Paola? Io, Nitto, questo remontatore e basta. Là abbiamo trovato altra gente che io non conoscevo. No? Chi era l'altra gente che avete incontrato? Tuttora non ho avuto il bene ho conosciuto una sola persona che ci siamo scambiati un cortese saluto, era il professore Compagnini, no? un semplice saluto. E il professore Compagnini si salutò con il Santa Paola? Sì, ma così, buongiorno professore, basta. Lei ricorda di essere stato in altre riserve di caccia oltre quella appena indicata? Nessun'altra riserva, signor Pubblico Ministero. Un'altra volta sono andato a caccia fuori, ma non in riserva, al lago di Pergusa, 2 ore. Dove? Al lago di Pergusa. Ecco, e in quell'occasione con chi era? Io, sulla barca eravamo io, Nitto e un'altra persona, non mi ricordo se si chiamasse De Luca, De Lucia, De Luca credo. No? E ricorda se questo signore che lei ha chiamato De Luca avesse rapporti di parentela con qualche imprenditore catanese? Signor Pubblico Ministero, credo che fosse cognato o cugino o zio o nipote di Costanzo, una cosa del genere. Ricorda se ha avuto modo di vedere assieme il De Luca e il Compagnini in quella occasione? No, in quell'occasione Compagnini non c'era completamente. Compagnini l'ho incontrato quando sono andato nella riserva di Coniglia. Ricorda se quella riserva, la prima riserva, quella di Cesarò, fosse frequentata anche da altre persone, oltre quelle che sinora ha indicato? Sì, gliel'ho detto, quasi tutti. C'era un certo Puglisi di Messina anche, che avevo dimenticato prima. Ricorda se c'era qualche ufficiale dei Carabinieri? No, ufficiale dei Carabinieri, dove si vuole riferire, un ufficiale dei Carabinieri fu ospite una sola volta della riserva ed era il colonnello Corleo, comandante della Legione dei Carabinieri di Messina. Che conosceva l'identità del Santa Paola? No, anzi, siccome c'era un tipo burlone, Ciccio Orlando, domandò a Ciccio Orlando proprio il colonnello, dice: ma è Santa Paola quello? No, diceva un'altra cosa, non c'entra. E tanto fece, tanto non fece, Ciccio Orlando gli fece sedere il Santa Paola sulle gambe del colonnello Corleo. Non diciamo che era amico, però mi raccomanda la stampa che era amico, che camminava sempre col colonnello Corleo, così come ha scritto la volta scorsa. Lei ricorda se queste battute di caccia venivano frequentate da altri imprenditori titolari, no. Mi faccia finire per dire, titolari di concessionari oltre lo Iacono? No, assolutamente. Concessionari, lei si intende i concessionari di automobili, sì. Di autovetture? Sì. No.
Lei ricorda, può ricostruire sinteticamente quali fossero le persone che frequentavano, si vedevano spesso durante il periodo della latitanza a Graniti, che frequentavano appunto il Santa Paola? Tutti i parenti, l'ho già messo a verbale, tutti i parenti, con qualche amico, posso ricordare lo stesso Suturi, come si chiamava di cognome? Lei mi ha fatto vedere una fotografia, ho riconosciuto un'altra persona, e io lo chiamavo Occhi Celesti, non mi ricordo come si chiama, Rapisarda credo. Ricorda che lavoro facesse il Rapisarda? Non lo so, infermiere. In quale ospedale? Non glielo so dire, ospedale credo il Vittorio Emanuele. Non lo so. Ricorda di averlo individuato fotograficamente? Sì. Ha mostrato lei una fotografia. Ricorda altri personaggi che lei ha avuto modo di riconoscere fotograficamente? Signor Pubblico Ministero, sono passati 5 anni, 6 anni. Cosa vuole che la memoria alla mia età incomincia a lasciarmi? Vedere visualmente, visualizzare, non lo so, c'era un altro cacciatore, Aiello credo si chiamasse, sì. Ce lo sa descrivere? Il nome innanzitutto lo ricordo? Non lo so, il nome non me lo ricordo, alto, robusto, con un bel paio di baffi. E che attività svolgeva? Fertilizzanti, moto agricole, consorzio agrario credo. Poi? Sa dove svolgesse questa attività? Qui a Catania, o nei dintorni immediati di Catania. E il Rapisarda, con quale periodo? Il Rapisarda è come pure il anche... Il Rapisarda veniva sempre, devo dirlo, non è venuto mai da solo, veniva sempre con i cognati di Nito. Quindi quasi ogni volta che venivano i cognati, tranne qualche volta, c'era sempre il Rapisarda. E l'Aiello? L'Aiello qualche volta, perché accompagnava molte volte i figli. I figli di... E tra i parenti, oltre appunto i figli, chi veniva a trovare? Tutti i parenti. Ce li vuole indicare? Non lo so, la Bonanima, la cognata, le sorelle, i cognati della moglie. Presidente, non si sente tanto bene, se può cortesemente invitare a parlare un po' più forte. Perché... Non ce la faccio io a parlare, non è che il microfono è buono. Siamo tutti in questo clima. Quando ha bisogno di riposarsi lo dice. No, sì, quello ce la faccio, tiriamo. Allora tiriamosi in quanto può lei, poi quindi stavamo parlando. Dobbiamo interrompere? Posso? No. Sì. Parli più forte, se vuole parlare. Allora, se ammettiamo l'interruzione, se è urgente, può parlare al microfono pubblicamente, altrimenti deve aspettare. Ho capito. Vabbè. Prendiamo atto di quanto
Signor Santapaola. Ecco, vabbè. Ma infatti è libero. Ne prendiamo atto, mi consente di continuare. Prendiamo atto della dichiarazione, però continuiamo ora. Ecco. Non ho capito, libero di che cosa? Non è un collaboratore, ne prendiamo atto. Io non mi sono mai sentito, mi sento additare nei giornali pentito di che cosa? Non ho ammazzato nessuno, non ho concusso, non ho corrotto, non ho fatto niente, pentito. Ho il marchio del pentito messo sulle spalle. Andiamo avanti. Basta così, andiamo avanti, chiudiamo l'incidente. Non ce l'ho con te. Chiudiamo l'incidente. Quindi per quanto riguarda i cognati, ricorda il cognome? Signor Pubblico Ministero, i Minniti e gli altri non li so. Ricorda se vi erano dei nipoti per parte della signora Melina? Nipoti sia dalla parte della signora sia dalla sua parte. Ecco, ricorda il nome o il cognome di questi nipoti che venivano a frequentare, che venivano comunque a trovarlo? No. Posso ricordare qualche nome, Franco, mi ricordo ce n'era uno alto e un ricordo stempiato, ma non mi ricordo. Ricorda che attività svolgesse Franco? Franco credo che avesse un negozio. Di che cosa? Ma moda, pelle, non pelle, una cosa del genere. Ubicato dove? Non lo so. Sì. Ricorda se Franco avesse un fratello? Sì, erano due fratelli, quello alto stempiato che non ricordo come si chiamasse. Ed erano nipoti da parte della signora. Credo Minnì, non mi ricordo. No. Lei ricorda se il Santapaola nel corso del periodo in cui lui è stato ospite a casa sua, se ebbe a farle delle confidenze circa suoi collegamenti, i suoi rapporti con ambienti delle istituzioni? Rapporti, parlava genericamente che la polizia era bacata, che tutte le istituzioni in generale erano bacate. Pagate per che cosa? Bacate, non pagate, bacate, marce. Ecco, ma in che senso gliel'ha mai spiegato? Nel senso che mangiavano. Che significa mangiavano? Mangiavano, prendevano soldi. Per che cosa prendevano soldi? Per protezione, per stare zitti, per non vedere, per non sentire, per tutto. Per protezione, per non sentire che cosa? E per non vedere che cosa? Che cosa? Penso anche alla sua latitanza, una forma di protezione. Avviso, infatti si arrabbiava come un diavolo quando succedevano dei blitz e il cognato per esempio si faceva trovare, prendere come un cappone. Chi era il cognato in questione? Il padre di Aldo Ercolano, Pippo Ercolano. Ricorda in particolare se il Santapaola ebbe a farle confidenze su amicizie? No, su amicizie dirette no. Non ha fatto mai dei nomi. Mi faccia finire la domanda. Mi scusi. Su amicizie e collegamenti con ambienti politici? No, con me di politica non ne parlava mai.
Uno, perché non sono mai stato un politico, ho sempre abborrito la politica. Due, perché anche se lui diceva io sono democristiano, io gli dicevo io sono del movimento sociale e si chiudeva lì l'argomento. Lei su questo stesso argomento, quando è stato interrogato dal pubblico ministero in data 2 ottobre del 1993, sull'argomento è stato molto più, come dire, più disteso di quanto non lo sia in questo momento. Cioè, mi spieghi, no? Ecco, ha detto qualche cosa che ancora non ci ha detto a proposito di questi amicizie, collegamenti con ambienti della politica. Ricorda in particolare se per qualche come dire, pratica burocratica che tardava aspetti, questa è tutta un'altra faccenda. Andiamo per ordine poi. Andiamo per ordine. Qua la politica non c'entra. Io ho parlato di collegamenti con ambienti politici. Non lo so se avevano collegamenti o meno. Si trattava di una pratica per i miei cugini che dovevano prendere dei soldi per un esproprio fatto dall'assessorato ai beni archeologici. E tardavano a venire. E ne ho parlato con lui, ma non so se la pratica sia andata a buon fine o meno. So che ancora sono in mezzo ai guai, quindi da quello che mi diceva mio cugino il tutto dipendeva da un assessore regionale di Palermo, come si chiamava? Turi Lombardo? C'è? Turi Lombardo, sì. E mi faccia capire com'è che lei ne parlò al Santa Paola, se ne parlò al Santa Paola, e quale fu il tipo di risposta che il Santa Paola le diede in riferimento a questo suo problema? Guardi, la trattazione è molto complessa. I miei cugini si trovarono in un momento di estremo bisogno, erano minacciati da usurai, non mi domandi chi erano perché non li conosco, so i fatti così, da usurai, da finanziarie, da altre cose. È venuto un mio cugino più piccolo, Gaetano, a parlarmi di questi guai, se io potevo aiutarlo, se sapevo per caso dove era Nitto, se potevo riprendere qualche contatto. E ho parlato con Nitto, si trovava a casa mia, diceva vabbè, di Tanino mi fido, lo puoi fare salire. Poi tutto il resto non so com'è andata, credo che le dico che tuttora sono nei guai, infatti al Tribunale di Catania c'è un fallimento per circa 13-14 miliardi per una cooperativa che avevano fatto, una cooperativa agrumicola. Ecco, lei non sa come questa vicenda avrebbe potuto... Lei ha parlato di Lombardo, dell'assessore sì, Lombardo. Perché era l'assessore ai beni culturali, ai beni archeologici. Ecco, lei ha detto sostanzialmente che suo cugino ebbe a parlarne con il Santa Paola. Ho capito bene oppure... Sì. Ecco, sa quale fu l'esito di quel... Ecco, questo non credo sia andato a buon fine perché, come le ripeto ancora una volta, e poi dopo che lei mi ha chiesto questo fatto ho cercato di informarmi perché io sono un po' riservato, loro non vogliono far
dare a intendere i guai che c'hanno, ma sono mal combinati. Quindi non penso che quei 4 miliardi che dovevano prendere siano stati prontamente pagati o messi. Credo che ci sia addirittura adesso una causa civile fra i Paladino Cugini e l'amministrazione dello Stato. Signor Paladino, in effetti, e qui sono costretto a fare... Sì, ma queste sono le ultime notizie che io ho saputo. Mi dica, signor Pubblico Ministero, può darsi che qualcosa mi sfugga. In effetti quanto è stato interrogato il 2 ottobre del 1993 davanti al Pubblico Ministero, ma anche quanto è stato interrogato dinanzi alla Corte di Assise, quindi in un pubblico dibattimento, nel verbale che già fa parte di questo procedimento, in questo momento non ricordo la data, comunque deve essere marzo 95. Del 95 più o meno. Lei ha dichiarato, a domanda del iniziamo dalla verbalizzazione dinanzi al signor Pubblico Ministero, io sapevo che avevano preso questi soldi tramite i buoni uffici, non di Nitto Santapaola, perché era tramite i buoni uffici del signor Pirpo Ercolano. Ecco. Ma non lo so se in realtà li hanno presi oppure hanno mascherato. Ecco, questo glielo dico adesso perché è di questi giorni il fatto che i 2 fratelli litigando... Quali 2 fratelli? Chi sono i 2 fratelli Paladino. Cioè i suoi cugini? I miei cugini, litigando fra di loro ho dovuto far da paciere in certo modo, ho scoperto delle cose perché c'è tutto ipotecato, hanno centinaia di ettari e diversi appartamenti, tutto ipotecato per cifre sbalorditive che io prima di allora non conoscevo. Scusi, signor Mi dica. No, era un intervento dell'avvocato Di Giorgio. Ha fatto riferimento per così ricordare al teste, chiamiamolo per comodità o comunque forse per contestare, al verbale del 2 ottobre, signor Pubblico Ministero, del 93. Sì. Mi pare che non ci sia motivo, a mio modesto avviso, di contestazione con quel verbale. Avvocato ha ragione, ma solo dopo quello che ha detto ora il teste. Stavo per fare la contestazione, il teste ha detto ora delle indicazioni che prima non aveva detto. Sì. Non avevo detto perché non li sapevo. Quindi non c'è contestazione, solo perché il teste e il signor Paladino hanno ora precisato. Che conosco lo dico. Signor Paladino, il Pubblico Ministero rispondeva all'avvocato Di Giorgio. Era solo una questione tecnica in cui lei non è chiamato. Volevo specificare al signor Pubblico Ministero una cosa, quello che solo dico. Non ce n'è bisogno. Ecco, allora mi dica un'altra cosa. Allora mi fu detto, mi fu confermato, perché io poi il Santapaola non lo vidi più, che era andato tutto bene, ma se fosse andato bene io non mi spiego come oggi si possono ritrovare con 14, 15, 16 miliardi, non so quant'è, lei lo può appurare perché so che è pendente al Tribunale di Catania, con 16 miliardi di debiti solo per il fallimento. In più ci sono delle ipoteche bancarie, extra fallimento. Il riferimento a Giuseppe Ercolano, a Pippo Ercolano che lei ha fatto poc'anzi, da chi le venne fatto? Da mio cugino Gaetano. Cioè il suo cugino Gaetano cosa le disse? Che il signor Ercolano si stava dando da fare per sbloccare la situazione, il pagamento di questa somma. E si stava dando da fare presso chi? Presso naturalmente Palermo, non certo a Catania o a Giardini, che non c'entrava niente. E presso chi a Palermo? Presso l'assessorato e presso Turri Lombardo, naturalmente. E l'incarico all'Ercolano da chi era stato dato? Ma da Nitto. Poc'anzi io le ho chiesto, e mi accingo a farle una contestazione, salvo che lei non ricordi. Le avevo chiesto
se vi erano stati... Come? Le avevo chiesto se durante il periodo in cui il Santa Paola fu latitante nella sua abitazione lei ebbe modo di sapere di altri collegamenti con ambienti politici. Lei mi ha detto che non si parlava di politica. Ora preciso meglio la domanda e le chiedo: ha mai sentito parlare di appoggi elettorali da parte del Santa Paola mentre il Santa Paola era latitante nella sua abitazione? Signor Pubblico Ministero, glielo ripeto ancora una volta, lui mi diceva che era socialista, di appoggiare i socialisti, io gli dicevo che era del movimento sociale e si chiudeva lì la discussione, perché politica non ne ho mai fatta. Le chiedo ancora una volta, le risulta che siano stati chiesti al Santa Paola appoggi elettorali in qualche occasione? Senta, mia moglie e non io potrà essere più precisa, perché credo che una volta il Santa Paola gli abbia raccontato un fatto avvenuto con l'onorevole Aleppo, che l'hanno preso un po' in giro e non appoggiato in realtà. Ecco, ricorda, al di là di quello che potrà dirci sua moglie, quello che ricorda lei di questa vicenda? Sulla vicenda di Aleppo ricordo che Aleppo cercava voti, si era rivolto a Nitto promettendogli soldi o dandogli dei soldi ma poi non fu appoggiato, tant'è che non fu rieletto, perché dice che Aleppo faceva lo spaccone, in realtà non lo vede, forse. Le chiedo, durante le competizioni elettorali si verificavano con maggiore assiduità riunioni, per quello che a lei risulta? C'è opposizione alla domanda così, perché presuppone che già ci siano state delle riunioni, c'è opposizione alla domanda. Degli incontri? Scusi, signor Pubblico Ministero, di gente ne veniva sempre parecchia. Io non glielo posso dire, se non conosco politici, questo gliel'ho ripetuto diverse volte. Non dico che non ne siano venuti, ma non posso affermare che ne siano venuti. Le chiedo. Perché, mi scusi, se arrivava una macchina, entrava in garage, uscivano 4 persone e entravano nell'abitazione dove risiedeva Santa Paola, io come potevo fare a vedere chi c'era dentro? Io in effetti le ho fatto... Non è che io entravo nella casa dove abitava il Santa Paola senza bussare o senza chiedere permesso. Io prima bussavo e poi bussavo generalmente dal lato della cucina. Non lo so nelle altre stanze chi c'era, chi non c'era, se c'erano politici, se non ce n'era. Non lo posso né affermare né smentire. Mi ascolti, in occasione delle competizioni elettorali... Chiarire il Pubblico Ministero. Avvocato, è implicito... Avvocato, mi faccia finire. È implicito nel periodo temporale che va dal 1985 al 1991, gennaio 91. Quello è il periodo. Non so specificare, lo specificheremo dopo quali elezioni. Sto parlando in generale in questo periodo. Presidente, Presidente, la parola. Io chiedo soltanto che credo che il testo abbia detto che la frequentazione, la presenza del signor Santa Paola presso la sua abitazione sia stata di 20 giorni una prima volta. Avvocato, lei, mi scusi, lei evidentemente si è distratto. Non le posso, mi dispiace doverlo dire. Scusi, avvocato. Nel corso dei 5 anni, dico, lo deve chiarire, no? Quale periodo? È stato già chiarito. Il Pubblico Ministero prosegue. Lei può rispondere alla domanda, signor Codalino. L'opposizione non rigettata. Non è finita forse la domanda, Presidente. L'aveva ancora formulata. Quindi le chiedevo se in occasione delle competizioni elettorali nazionali, regionali, se se ne sono tenute
nel periodo che va dal luglio 1985 al gennaio 1991, è capitato qualche volta che il Santa Paola le abbia suggerito di votare per qualche partito politico? Gliel'ho detto una sola volta, perché guardi, se erano elezioni regionali la nostra circoscrizione non andava a Catania, andava su Messina, quindi sicuramente in una delle, se ce ne sono state elezioni politiche, mi ha detto è meglio, è preferibile 1000 volte votare il Partito Socialista, e no, io ho detto non c'è niente da fare, io sono fascista, diciamola tutta. Le disse... mi scusi signor Presidente, non è apologia. No, non si preoccupi, siamo... passato regime. Siamo vaccinati. Le chiedo, in quella occasione in cui il Santa Paola le disse di votare per il Partito Socialista, fece delle specificazioni su appoggi che il gruppo del Santa Paola stava in quel periodo sostenendo? No, signor Pubblico Ministero, non mi ha fatto mai dei nomi. Lasciamo stare dei nomi, non le sto chiedendo il nome. Ho detto il Partito Socialista. Sarà stato Partito Socialista Italiano? Non le sto chiedendo il nome. Abbiamo capito che le diceva di votare per il Partito Socialista. Io le ho fatto un'altra domanda, se lei ha la cortesia di ascoltarmi con attenzione, riuscirà probabilmente a rispondere. Le ha mai detto il Santa Paola che il suo gruppo stava appoggiando una persona? Non le sto chiedendo il nome. No, a me personalmente no. In effetti, quando lei è stato interrogato, e qui stavolta vale come contestazione, il 2 ottobre del 1993, lei ha detto che poco prima, posso dire anche che poco prima delle competizioni elettorali, e questo vale anche con riferimento al discorso delle riunioni, si intensificavano le riunioni del Santa Paola con i suoi parenti ed amici, ed egli mi andava sempre ripetendo di votare per il Partito Socialista, aggiungendo che il suo gruppo stava appoggiando un personaggio di cui però non mi fece il nome. Ricorda? L'ho detto, sì. Poc'anzi... credo che ho detto la stessa cosa. No, lei poc'anzi, mi scusi Paladino, poc'anzi stava dimenticando il particolare che il Santa Paola le fece presente, che appoggiava un personaggio. Se mi chiedeva di votare il Partito Socialista è sottinteso che appoggiasse il Partito. Non è assolutamente sottinteso, perché si può votare la lista senza votare. No, mi pare senza votare, ma a me nomi non ne ha fatti, quindi si parlava di lista. Ecco, dal punto di vista, perché d'altronde il discorso era questo: i democristiani si stanno mangiando l'Italia, e poi sa mangiare i socialisti. Quindi è preferibile votare i socialisti e non Democrazia Cristiana. Ecco, io ripetevo sempre sono MSI. Paladino, io le ho fatto ora la contestazione, le chiedo di chiarire: è vero che le chiese di appoggiare un personaggio anche se lei non ricorda il nome, oppure è vero che le disse soltanto... No, non ricorda, no, signor Presidente, scusi, la contestazione era... No, non ricorda il nome, no, non gli fece mai il nome. No, peraltro non so chi è che ha fatto la correzione, però è esatto. Ha fatto l'avvocato Di Giorgio. E c'era un'altra correzione, Presidente, perché il dottore Bertone adesso, sicuramente distrattamente penso, ha detto che chiese di appoggiare, invece la contestazione è relativa al riferimento del Santa Paola che stava appoggiando un personaggio, ecco, per la precisione, che poi non credo che sia una grande... Vogliamo rileggere quel verbale, per favore? Posso dire anche che poco prima delle competizioni elettorali si intensificavano le riunioni del Santa Paola con i suoi parenti ed amici, e che egli mi andava sempre ripetendo di votare per il Partito Socialista, aggiungendo che il suo gruppo stava appoggiando un personaggio
di cui però non mi fece il nome. Questo è quello che lei ha dichiarato. E lo confermo tuttora. Basta così, andiamo avanti. Io l'ho confermato. Basta così, va bene così, va bene. Di votare per il Partito Socialista. Io quando dico così intendo dire che Nitto appoggiava il Partito Socialista, non è uno scandalo, non ho niente da... Non si agiti, signor Palladino, non si agiti, perché non deve, ascolti, non deve personalizzare quelli che sono problemi di carattere tecnico. Si chiama contestazione il ricordare a una persona che ha reso già dichiarazioni il contenuto di una dichiarazione che a giudizio dell'esaminatore mostri qualche differenza con quella attuale. Questa si chiama contestazione. Allora si legge la dichiarazione precedente, dice è la stessa cosa secondo lei o è diverso, perché se è diverso, eccetera eccetera. Quindi si chiarisce, come in questo caso, il discorso. Quindi chiudiamo perché... Signor Presidente, io non è che non accetto la contestazione, cioè io voglio dire questo, sostanzialmente ho ribadito la stessa cosa, con altre parole... Bene. Vabbè. Ci soddisfa tutti quanti la sua spiegazione, andiamo avanti. Signor Palladino, ricorda se ha mai accompagnato fuori Catania il Santa Paola, o comunque se si è incontrato fuori Catania con il Santa Paola? No, quando è stato con me, io fuori Catania... No, in periodo precedente alla latitanza? Sì, ecco. È venuto una volta al campo di tiro di Palermo, alla Daura, con me, a fare compagnia a me. Io andavo a tirare al piccione. E ricorda... siamo nel 1979, signor Pubblico Ministero. Sì. Ricorda se in quella occasione il Santa Paola ebbe a incontrarsi con qualche personaggio? Sì, signor Pubblico Ministero, ci siamo incontrati, erano lì al campo di tiro perché tiratori anche loro, c'era Nicola Greco, no? Michele Greco, il principe Calvello, altre persone che non ricordo più il nome, che come hanno accolto Nitto, cordialmente, amorevolmente, come vuole lei. Anzi, quando poco prima di arrivare al campo di tiro mi ha detto: senti, ritornando a Catania tu non fare nessuna, non dire parola che sono venuto con te a Palermo, come mi hanno accolto, va bene, a me non interessa. Lei ha avuto altre volte, innanzitutto questo Michele Greco chi è? Tanto... Michele Greco, poi ho letto dei giornali, di Cosa Nostra, di Palermo, l'ho letto dai giornali, non lo sapevo allora. Era venuto pure lui ospite nella riserva, guardi, adesso me lo ricordo, nella riserva di Cesarò, non quando c'era Nitto Santa Paola, anni precedenti. Era venuto lui con un notaio, con un certo, non lo ricordo come si chiama, un personaggio noto di Palermo, della Palermo bene, diciamo. Bene in che senso? Bene, in che senso? Alto lignaggio. Anche il principe Vanni Calvello? Sì, è venuto lì in riserva, sia con Michele Greco che con altri, non ricordo, Dagnino credo si chiamasse. In questa occasione... Michele Greco lo conoscevo già da 10 anni, ma come Michele Greco, come frequentatore del campo di tiro della Daura e frequentatore dei campi di tiro di tutta Italia, Sanremo, Venezia. E lei in sostanza quante volte l'ha visto? Michele Greco? Un centinaio di volte. Centinaio di volte? Dove sì. li ha visti? Dove l'ha visto? Dove l'ho visto? A Palermo, a Sanremo, a Saint-Vincent, a Reggio Calabria, a Messina,
a Venezia, a Roma. E quante volte l'ha visto in compagnia di Santa Paola? O quantomeno si è incontrato con quella sola volta. Quella sola volta. E lo ha incontrato a Catania, lei, Michele Greco, a parte no. la battuta di caccia dove? A Cesarò? A Cesarò. Ma ancora non faceva parte di Santa Paola. No, Presidente, le chiedo scusa, se per la precisazione, per la comprensione di tutti, se cioè incontrava questo signore, dico io non sono un grande tiratore, siccome ha indicato delle località che sono dei notissimi poligoni di tiro, se lo incontrasse in queste località, ecco, siccome non lo ha detto... Proprio poligoni? Sono poligoni? Ci sono campi di tiro al piccione. Sì. Poligoni di tiro. In questo senso, voglio dire, adesso non sono più... perché tiro al piccione non si fa più e quindi si fa poligono al piattello, per questo lo dicevo. Sempre campo di tiro al piattello, non il poligono di tiro è tutt'altra cosa. Apprendiamo. Con armi a palla. E noi con armi a palla non abbiamo avuto mai dimestichezza. Perlomeno io. Lei ricorda se il Santa Paola si sia confidato con lei in relazione alle sue aspettative in relazione al maxi processo di Palermo? No, signor Pubblico Ministero, so che aspettava con ansia la sentenza del primo maxi processo, tant'è che quel giorno c'erano i soliti amici lì, gli avevano portato anche una bottiglia grossa di champagne che lei ben conosce, che lei ha preso in visione e che lui diceva questa non la berrei manco morto perché chissà se non c'è veleno, e aveva ragione forse. Perché aveva ragione? E non lo so, chi gliel'aveva regalata non glielo so dire. Ecco, ma non ho capito questa... Aspetti, erano in aspettativa di una sentenza mite, di un'assoluzione. Ma il Santa Paola disse mai a lei o a sua moglie... A mia moglie glielo domanda fra poco, a me non disse niente, non parlò né di tradimenti né di altre cose, credo questo di averlo detto anche prima in verbale. Che si aspettava un'assoluzione, sì. Ecco, io le chiedo, santo Dio, avrà parlato anche lei con sua moglie, se una quello confidenza che dice mia moglie lo dirà lei fra poco se sarà interrogata, non posso dire io quello che mi riferisce mia moglie, preso col beneficio dell'inventario, che avevano avuto delle promesse e che le promesse erano state tradite. Vabbè. Ma queste promesse e queste parole credo che a mia moglie siano state fatte non direttamente da Nitto, ma siano state fatte dalla defunta, dalla buonanima della signora Melina. Lei conosce il signor Puccio Majorana? Sì, era amico anche di Nitto, frequentava la riserva, cioè era uno degli adepti della riserva, ma dimenticavo, un nome famoso, grande cacciatore, sedicente tale almeno. E come nasceva, per quello che lei può ricostruire, questa amicizia tra Puccio Majorana e Pucci, mi perdoni la correzione. Mi ha corretto Berlusconi per una pronuncia. No, io lo correggo perché se ci fosse Pucci qua a sentirsi chiamare Puccio si incavolerebbe. Ecco, no, non si preoccupi. Siamo sulla gente alta, eh? Non si preoccupi. Ecco, tanto alta probabilmente non lo era, comunque ora mi dica un pochettino. Per lignaggio. Ecco, come fa a dire quali erano i rapporti? Lei ha detto era un buon amico, mi pare di capire, mi corregga se... Sì, lei, aspetti, facciamo una distinzione, bisogna prima conoscere l'animo più che
il modo di vita di Pucci Majorana. Sì. Pucci Majorana si è conosciuto Netto e sapendo forse lui, sì, l'alta levatura del personaggio, era geloso se altri lo frequentavano, cioè voleva per esempio che andasse a caccia con lui quando a Netto non gli interessava, lo voleva accaparrarsi, era sempre lì, Netto. In che periodo questo? Questo negli anni 79, 80 e credo inizio 81. Presidente, questa indagine, anzi 78. Avvocato, nulla è fatto nella prospettiva del pubblico ministero invano, quindi se lei di aspettare avrà le sue risposte agli interrogativi che si sta ponendo in questo momento. Però mi faccia lavorare. No, io non le voglio impedire, sto facendo anch'io il mio lavoro, dottore Bertone. Lei sta facendo il suo lavoro, faccia delle opposizioni. Infatti stavo dicendo, se lei non mi avesse bloccato, stavo dicendo l'indagine su un soggetto a nome Pucci Majorana che non è imputato in questo procedimento non mi pare pertinente all'imputazione per cui stiamo tutti lavorando. Ecco, questo avvocato, devo dire. ecco, ha finito? Certo. Ecco, l'avvocato, mi dispiace doverle dire che dalla lettura di verbali che evidentemente lei in questo momento non ha sotto mano del processo contro Santa Paola Benedetto +4 c'è un riferimento a questa persona e c'è un riferimento anche a rapporti di amicizia di questa persona con altre persone, quindi credo che la domanda sia molto pertinente e se ne accorgerà. Grazie. Allora, vogliamo cortesemente allora ricostruire questo rapporto tra Pucci Majorana e Santa Paola? Un momento, su questa domanda c'è opposizione dell'avvocato Catania? Il mio intervento non lavorativo era proprio un'opposizione. Sì, allora può rispondere alla domanda, l'opposizione rigettata, risponde. No, le ho chiesto come nasceva questa... Sono conosciuti in riserva, gliel'ho detto. In riserva sempre il Cesarone, che Pucci era uno dei frequentatori. Ecco, fino a che epoca lei può testimoniare sui rapporti di frequentazione tra il Majorana e il Santa Paola? Ma fino a quando Nitto Santa Paola fu libero. Ricorda lei di essersi recato fuori Sicilia per battute di caccia? Io, Nitto e Pucci Majorana e lì scoppiò un altro caso di gelosia che adesso poi le racconto. Siamo andati a caccia in una riserva del Varesotto. Ecco, riferisca di questi episodi. Siamo andati io, Pucci Majorana e Nitto. Anzi, a maggior ragione, per maggiore puntualizzazione devo dire che sia il biglietto d'aereo come la prenotazione in albergo lì fu pagata, fu onorata da Nitto. E dove siete stati? A Varese, in un albergo, non mi chiede il nome perché non me lo ricordo assolutamente. E per quanti giorni? 2 giorni. E poi? Poi siamo tornati, cioè Pucci Majorana restò a Milano da una sua cugina, una certa Gabriella, faceva la giornalista o redattrice di un giornale di moda, non ricordo bene. Nitto si fermò perché aveva da fare ai mercati generali e io tornai a casa, ecco, a Catania in aereo. Ma i rapporti tra il Santa Paola e il Majorana erano rapporti conseguenti alla comune passione per la caccia o avevano anche, insomma, erano rapporti comunque di frequentazione a prescindere dalla caccia, per quello che lei può dire? No, solo per la caccia, ma Pucci Majorana era piuttosto invadente, quindi lo cercava, lo faceva. Poi fu messo in carcere Pucci Majorana perché gli fecero una perquisizione a casa, trovarono armi, droga, non diavolo ne so. E da quel momento mi ricordo che Nitto mi diceva quando esce gli devo dare 2 ceffoni che si mette queste porcherie in casa, questo disgraziato. Questo quando? Siamo pubblico ministero, siamo lì nel 79,
primi dell'80. Cioè, no, mi scusi, questa disavventura giudiziaria del Majorana in che epoca? Nell'80, 81, sempre quelli sono i termini, perché poi dall'81 in poi Nitto non si è visto più. Le risulta che ci siano rapporti di amicizia tra il Majorana e il professor Compagnini? Ma lui, Majorana diceva che era suo compare. Quello che diceva Pucci era tutto da prendere con le pinze. Avvocato, se le interessa per la verbalizzazione può prendere la parola ora. Per quello che vale la mia opposizione, addirittura qui si chiede un collegamento fra due persone che non sono imputate in questo processo, e io ritengo che le indagini, il pubblico ministero, perché dico qui è chiaro che possono emergere possibili responsabilità penali, non è il dibattimento la sede in cui non è diretto a lei il discorso, glielo sto dicendo la terza volta. Le chiedo scusa. Non si preoccupi. La motivazione è che c'era opposizione all'argomento. Sì. Se ne terrà conto in termini di utilizzabilità di questa parte dell'esame. Presidente, le chiedo scusa, sono l'avvocato Russo. C'è anche l'avvocato Libera, non so. No, volevo solo... Chi ha pensato per primo? Non intendevo soltanto l'ultima domanda del pubblico ministero. Vorrei risentirla per la verità, perché cosa ha chiesto il pubblico ministero l'ultima volta, l'ultima sua domanda, se potesse... Ho chiesto se risultava che esistesse un rapporto di amicizia tra il Majorana e il professor Compagnini, e il test ha già risposto che il Majorana chiamava compare il professor Compagnini. Mi scusi signor pubblico ministero, non il Compagnini lo chiamava compare davanti. Il Majorana. Diceva Majorana parlando con me, devo comprare un Churchill, e il Churchill è un fucile molto chic inglese, devo comprare un Churchill da mio compare Compagnini. Ora, se erano compari o non erano compari non glielo so dire. Diceva mio compare, ma sempre riferendosi a compravendita di armi o di giocattoli. Lei, Presidente, però... Un momento, c'era l'avvocato Libera, non volevo dire qualcosa. Le chiedo scusa, Presidente, mi deve perdonare. Fino a che ora intende continuare? Non so a che punto sia il pubblico ministero. Possiamo accertarlo un po', così. Il pubblico ministero più o meno a che punto è del suo percorso. Se ce lo vuole dire. Guardi, avvocato. Allora possiamo proseguire ancora per un po', per l'ultimo quarto. È chiaro che alle ore 22 al più tardi ce ne andiamo tutti. Sono le 21:24. Presidente, complimenti per la sua forza fisica. Sì. Allora, pubblico ministero. Signor Paladino, Sì? lei ricorda con quale mezzo, se a piedi eventualmente, il Santa Paola si sia allontanato in occasione delle volte in cui andava via da Graniti, oppure nell'ultima occasione della sua partenza? Glieli posso dire tutte e tre le volte. La prima volta andò via accompagnato da Aldo Ercolano e da Pippo Mangion, credo. E da Pippo Mangion chi sarebbe? Chi sarebbe? Il fratello di Ciuzzo. Ecco.
Poi? Accompagnati da me, via Castiglione, Lingua Glossa, poi non lo so, li ho accompagnati fin là. E poi andava via con un camion, con un telone. Intestato? Com'era questo telone? C'era una scritta, ma non ricordo, 3 lettere, TNT, no, TNT è un'altra cosa. NTT, TTN, non mi ricordo. Deve essere in verbale comunque, perché allora lo ricordavo bene, ora no. Ora poi lo prenderemo. Ricorda, era il nome di una ditta, che nome era? No, era il nome di un trasporto, credo, merci della Ferrovia dello Stato, oppure una cosa affiliata, una cosa del genere. Non ricorda non mi ricordo la dicitura esatta di queste 3 lettere. Lei credo che in verbale ci devono essere. Ecco, sì, prima di andare al verbale, che ho già sotto mano, però vorrei che lei si sforzasse. Non mi ricordo. Ecco, le chiedevo se il nome, questo nome, come ha detto che si chiamava? Come ha detto, mi scusi, vuole ripetere, Paladino? Cosa? Il nome, questo nome di 3 lettere. TNNT. Non se lo ricorda, va bene. Ricorda... Credo che sia un servizio che fa la Ferrovia dello Stato per distribuzione di cose a clienti vari, di pacchi. Ecco, ricorda... 18 ottobre 93, ore 16:30. Ricorda, prima di fare la contestazione, se si trattasse di un'azienda privata oppure insiste nel dire... Non glielo so dire se era privata o meno l'azienda. Ricordo che c'erano queste 3 lettere sul telone. Si trattava di... che cos'era? Un camion, una motrice? Un camion. Ecco. Lei, interrogato, esaminato il 18 ottobre del 1993 alle ore 16:30 dal pubblico ministero, ha riferito che in un altro contesto, comunque le contesto la parte, dico la contestazione ha già chiarito il Presidente che è un termine tecnico per indicare che vi è una diversità tra quello che sta dichiarando oggi e quello che ha dichiarato in un'altra occasione. Ebbene, dico, in quell'occasione lei ha dichiarato che il Santa Paola si era allontanato, che quando il Santa Paola si era temporaneamente allontanato dalla mia abitazione aveva utilizzato un camion con telone sul quale vi era scritto a grandi lettere INT. Esatto, 3 lettere, INT. Ecco, aggiungendo che il Cesarotti era interessato... Lei finora non me l'ha chiesto chi guidava il camion, signor pubblico ministero. Scusi, mi faccia finire. Io le ho chiesto se si trattava di un'azienda privata oppure no. Quando c'è, com'era la scritta? INT. Che ne so. Ecco, allora mi faccia capire cosa ci sa dire in più su questo camion con telone. Niente, era un camion con telone su cui saliva Nito vestito in tuta, una tuta bleu, e se ne andava. E chi lo guidava? Gliel'ho detto, il signor Cesarotti. Lo sta dicendo adesso. Quale signor Cesarotti? Ma lei me lo sta chiedendo adesso, mi chiedeva prima il nome della ditta, io il nome della ditta gli ho detto 3 lettere, non ricordavo com'era. Va bene, non c'è problema. E il Cesarotti, quale Cesarotti? Lei sa... io ricordo di aver sentito chiamarlo dalla buonanima soltanto Ciuzzo, poi con il nome, se è Francesco, se è un altro, non lo so, Ciuzzo. Lo sa descrivere? Sì, un robusto, con gli occhiali neri, perlomeno quando veniva là. Ricorda se questo Cesarotti ha altri fratelli, un altro fratello o altri fratelli? Veniva con un altro fratello generalmente, ma molto spesso solo. Sì. Soltanto la descrizione vuole ripetere, vuole ripetere perché non ho sentito, non per altro.
Cosa devo ripetere? Cioè, com'era, lo ha descritto un attimo fa? L'ho descritto corpulento, robusto, di costituzione robusta, con gli occhiali scuri, e credo avesse una leggera menomazione alla mano sinistra. In che o senso? al braccio sinistro. In che senso? Una menomazione, non lo muoveva bene. Bene, piuttosto rispetto all'altro braccio si vedeva, non ho mai chiesto, ma sono supposizione mia, era un po', un handicap leggero, handicap al braccio sinistro. Posso anche ingannarmi, era un'abitudine di tenere il braccio in quella maniera, non lo so. Signor Paladino, lei ha indicato il periodo in cui il Santa Paola è stato ospitato presso la sua abitazione e ha indicato, se mal non ricordo, come termine ultimo il gennaio del 91. Sì, i primi giorni del gennaio 91. Ebbe modo, signor Paladino, di rivedere successivamente il Santa Paola? Sì. Può indicare in quali occasioni? Tutti i luoghi, una volta o 2 volte. Se magari può andare in ordine temporale, se ricorda. Temporaneo. Le prime 2 volte in casa di suo cognato o suo nipote, non ricordo con esattezza se era il cognato, o da tutte e 2, o una volta da uno e una volta da un altro. 3 o 4 volte nella villa dei signori Cesarotti a Mascalucia, e altre 3 o 4 volte in un'altra abitazione alla periferia di Mascalucia, che ricordo il numero 10 quando i carabinieri mi hanno fatto fare il sopralluogo, il giro, non mi ricordo la via, la denominazione. Vicino c'era un deposito di bombole di gas. Ci può indicare le modalità? Come andavo io? Sì, e l'occasione. L'occasione di andarlo a trovare per vedere come stava, più o meno ero io e mia moglie, e poi ci accompagnava il cognato Teodoro. Ci accompagnava lui avanti con la macchina, io dietro con la mia, sempre di sera, e passando non per la nazionale ma per vie sterrate, partendo da Lineri, che passano sulle sciare, delle viuzze sterrate. Può fornire qualche altra notizia in merito alla casa, alla villa dei Cesarotti che lei poc'anzi ha menzionato, signor Paladino? Una villetta alla periferia di Mascalucia. Cosa vuole che gliela descriva internamente? Se è in grado di farlo, sì. Sono passati 5 anni. Ricordo che c'era un viale con degli alberi, un cancello che si chiudeva elettricamente, l'ingresso, poi c'erano dei gradini e si andava un po' sopra, c'era un salone a piano terra, saloncino, che so, 20 metri quadrati, di più, di meno, poi dietro si saliva ancora 2 o 3 gradini, c'era un altro salone, poi sopra c'erano le camere da letto e un altro salone. Ho avuto modo di salire sopra solo una volta, appunto quando malauguratamente ho portato il mio cugino Tanino. Perché malauguratamente? Perché era meglio che non lo portavo. Malauguratamente per me, non per... Scusi, non abbiamo sentito chiedo scusa al pubblico ministero. Ho portato malauguratamente... Mio cugino Tanino. Grazie. E allora lei in quante occasioni si è recato presso l'abitazione dei Cesarotti? 2 o 3 volte. E nella prima occasione, signor Paladino, nella prima occasione, sì, chi ebbe ad incontrare all'interno di questa abitazione? Cioè le persone che erano presenti, se le ricorda? Ma c'era Ciuzzo
Ciuzzo chi? Ciuzzo Mangione. E altre persone. Credo che c'era pure il fratello maggiore di Nitto. Erano presenti i Cesarotti? Sì. Può dare la descrizione dei Cesarotti che erano presenti, signor No, Paladino? del Cesarotti, io lì ho visto un Cesarotti. In quella... stiamo parlando... Chiedo scusa, stiamo parlando di questa prima occasione. Sì, ma l'ho data la descrizione del Cesarotti. È data... quella che ha fatto poc'anzi? Sì, poc'anzi, esatto. È la medesima persona? Sì. E le altre occasioni? Può ricordare le persone che erano presenti? No, perché credo una seconda volta ero con mia moglie. Quella volta che sono andato da solo, la prima volta perché avevo portato delle nespole a Nitto. La seconda volta sono andato con mia moglie, ma non ho visto nessuno. La terza volta sono andato sempre. Nessuno, nel senso il Santa Paola? Senso di esterni, c'era credo la moglie del Cesarotti. Il Cesarotti che è sempre la persona che ha descritto poc'anzi? Sempre, io conosco quella persona. Può dare ha detto della moglie, può fare una... No, non me la ricordo. L'ho vista una volta o due volte, non me la ricordo. E poi chi era presente? L'ha incontrato il Santa Paola in quell'occasione? Ha incontrato il Santa Paola in quell'occasione? Santa Paola l'ho incontrato e c'era, le stavo dicendo chi c'era, in compagnia di Santa Paola c'era la moglie. La moglie del Santa Paola? Del Santa Paola. Sia la seconda come la terza volta. Mentre nella terza occasione? Pure? I presenti erano sempre quelli che ha indicati poc'anzi. Sì. E le modalità per giungere alla casa sono sempre le medesime? Sempre le stesse. Parlava di incontri successivi, signor Paladino? Successivi... Faceva riferimento a una casa di Mascalucia, mi pare. Sempre alla periferia di Mascalucia. Dico periferia perché quando dalla stradina si usciva sulla via, sulla nazionale o provinciale, non so che cosa sia, c'era un cartello con scritto Mascalucia. Quindi era la periferia estrema proprio di Mascalucia. In questa abitazione quante volte vi si è recato, signor Paladino? 3 o 4 volte, sempre in compagnia di mia moglie e sempre accompagnato prima dalle stesse stradine e sempre di sera col buio. E sempre dal signor Filloramo? Dal signor? Filloramo? No, dal signor Teodoro. Dal signor Teodoro come? Minniti, il cognato di Nitto. Sì, ho capito. E le occasioni in cui si è recato presso quella abitazione, può indicare le persone presenti? C'era una giovane coppia, come si chiamassero non lo so, una giovane coppia con un bambino o bambina di pochi mesi. E una volta ho visto la madre di lui. Chiedo scusa, chi ha visto, signor Paladino? La madre dello sposo, del marito di sta giovane coppia. E ha visto anche altre persone? No, lì no. Può dare una descrizione dell'immobile, signor Paladino? Si entrava da una scivola, c'era un cancello, si apriva il cancello, si entrava da una scivola, si andava giù, si entrava in un garage. Da lì con una scala a chiocciola si arrivava all'anticucina di sta casa. Una scala a chiocciola esterna di ferro. E quanti piani erano? Quanti piani erano? Quanti piani erano? Piani, sì. Il garage, il primo piano, il secondo. Ricorda cosa vi era al secondo piano? Al secondo piano c'era era rustico, non era rifinito. Era arredato? C'era uno stanzone con un tavolo da ping pong. Anzi, la prima volta che ci sono andato ci siamo fatti 4 battute con Nitto. 4 battute di ping pong. Sì.
il pubblico ministero chiede di poter mostrare al signor Paladino un album fotografico redatto dal Gabinetto di Polizia Scientifica secondo rilievi tecnici operati il 6/1/93. Il relativo fascicolo fa parte già del fascicolo del dibattimento. Io chiederei di riservare al proseguo questo tipo di esperimento, se non ha finito con l'esame, si intende. Cioè preferirei che proseguisse con l'esame e questa richiesta fosse rimandata a un momento successivo. Siccome aveva attinenza al tema che stiamo esplorando. Non lo contesto questo, ma ce l'ha presente, ci ha detto come era fatta, quindi non avrà difficoltà a riconoscerla se le fotografie attengono a quell'immobile anche in un momento successivo. Lei, signor Paladino, sì, ha mai conosciuto tale Franco Romeo? Sì, ho avuto modo di incontrarlo e anzi se lei ha sentito prima, ha ascoltato prima quando parlavo di una partecipazione di Nitto alla vendemmia del 1978-79, è venuto in compagnia di Francuzzo, di Franco, sì. E poi l'ho rivisto un'altra volta al campo di tiro di Contrada Colavolpe, no? Codavolpe. Lei sa se questa persona è ancora in vita? No, è morto. Sa se è morto di morte naturale? È morto, ci hanno sparato assieme a un maresciallo dei carabinieri in un bar di Catania. Lei poc'anzi ha parlato anche di tale Salvuccio Marchese. Sì. Può indicare le volte in cui ha incontrato il Marchese? Il Marchese l'ho incontrato, gliel'ho detto, è venuto in riserva diverse volte con Nitto e poi veniva a trovarlo anche durante la latitanza e la permanenza di Nitto a casa mia. Sa in che rapporti era il Santa Paola con il Marchese? Buoni, tranne il fatto che Nitto si lamentava che era un po' troppo volubile, spaccone. Ebbe mai a fargli confidenze in merito al Marchese? No. Confidenze, cioè per dirmi chi era, io so che era nipote di Costanzo, queste spicciole, confidenze spicciole, non altro. Il Marchese è mai venuto a trovare il Santa Paola presso l'abitazione sua? Sì, gliel'ho già detto, è venuto diverse volte. Anzi, una volta o due è venuto mentre era latitante il Salvuccio Marchese. Lei sa se il Salvuccio Marchese è ancora in vita? No, ho preso dei giornali tanto tempo fa, esattamente me lo ricordo bene perché in quel periodo è morto sia mio padre come mia madre, fu nel 92 e fu ucciso a casa sua. Lei sa se durante il periodo in cui il Santa Paola era ospite presso la sua abitazione siano venuti a trovarlo parenti o amici che fossero anch'essi in stato di latitanza? Parenti e amici, sì,
l'ho detto prima, è venuto Ciuzzo Mangion, è venuto il cognato e il fratello, più chi c'era, latitante, se ce n'erano altri non lo so dire. Lei ha conosciuto Aldo Ercolano? Sì, certo, veniva a trovarlo, il suo nipote. Ricorda occasioni particolari in cui Aldo Ercolano ebbe a trovare il Santa Paola? No, veniva non spesso, ma veniva. Ho capito, venuto a trovarlo anche di notte in occasione delle nozze con sua moglie vestita ancora da sposa per far vedere giustamente a suo zio l'abito da sposa e l'abito suo, portargli i confetti dell'avvenuto matrimonio. Quella stessa notte ci sono venuti. Lei conosce il ristorante Costa Azzurra di Catania? Sì. Vi si è recato? Ci sono stato diverse volte. Una volta lì ho incontrato Salvuccio Marchesi. Abbiamo chiacchierato un po'. Poi lui se n'è andato, al momento di pagare il conto il cameriere mi ha detto no, è tutto fatto, tutto pagato. Questo lo devo dire per onore del vero. E nelle occasioni in cui si è recato presso il ristorante Costa Azzurra ha avuto modo di incontrare appartenenti alla famiglia Santa Paola? Una sola volta. Sì, Presidente, scusi. Famiglia, intendo famiglia di sangue. Mi scusi un momento, mi scusi. Era indeterminata, se detta famiglia di sangue non c'è opposizione ovviamente. Famiglia di sangue? Famiglia di sangue, cosa intende? Parenti di... Parenti. Ho incontrato un'altra volta Aldo e suo cognato che uscivano dal ristorante, dalla Costa Azzurra. Quando io passai credo che portassero del cibo a casa. Lei ha mai conosciuto tale Avola Maurizio? No, almeno credo di no, perché fra tanta gente che ho visto io non l'ho riconosciuto in fotografia, quindi credo di no. In fotografia vista sui giornali. Signor Paladino, sì? Durante il periodo in cui il Santa Paola era ospite presso la sua abitazione, chi provvedeva a fare la spesa? Ma guardi, io provvedevo soltanto per il pane e basta. Come spesa gliela portavano da Catania. Lei sa chi provvedeva a ciò? Ma la moglie, i cognati, qualche altro amico. Può dire il nome di qualche altro amico? Sì, tutti quelli che venivano portavano qualcosa. Sì, ho dimenticato prima di dire che veniva pure un signore che chiamava Eugenio, in siciliano Eugenio, e portava anche lui da mangiare. Può dare una descrizione di questa persona? Sì, l'ho riconosciuto dal giornale poi quando fu arrestato, credo si trattasse di Eugenio Galea. Mi scusi, sì. Mi pare innanzitutto, io credo che lei l'abbia detto, comunque le formulo una domanda. Ricorda se
il fratello o i fratelli del Santa Paola sono venuti a trovarlo? Sì. Sa quali sono i loro nomi? Gliel'ho detto. Sì, probabilmente. Mi perdoni, sì. No, forse non li ho detti tutti. È venuto Pippo, Turi e il fratello più piccolo, non ricordo come si chiama. Non lo ricordo veramente a questo momento, non lo so. Ricorda se quest'ultimo fratello aveva avuto vicende giudiziarie? Sì, era stato internato addirittura in case di cura, credo. Con riferimento a questo episodio... Gli costò parecchio a Nitto Santa Paola poterlo riavere a casa. In che senso? Pagamento, chiami lei come vuole, di regalie, di pagamenti, di tangenti. Nei confronti di chi? Di giudici. Di dove? Non mi chieda di dove, non so dove era, se era a Milazzo, se era a Barcellona, se era ad Arezzo, non glielo posso dire. E questo particolare chi gliel'ha detto? Scappò di bocca a Nitto così, in modo furente, perché era veramente una vergogna. Ricorda esattamente di quale località fosse siciliano oppure di un'altra regione? Non lo ricordo, signor Pubblico Ministero, credo che era nell'Italia peninsulare, non in Sicilia. Però la località, non mi faccio dire una bugia, non me la ricordo. Mi faccia capire soltanto questo, non le chiedo altro, dico no. Sull'argomento, cioè in che senso era costato molto? Era costato che il giudice chiudesse un occhio e glielo desse in affidabilità, si era preso dei soldi. Presidente, signor Pubblico Ministero, ha preteso dei soldi. D'altronde in Italia credo che allora andasse avanti tutto così. Una forma di Tangentopoli come un'altra. Lei ricorda che attività svolgesse Pippo Santa Paola? No, guardi, io Pippo Santa Paola l'ho conosciuto e lavorava alla Pancar, concessionaria Renault. E in particolare era addetto ad un settore particolare? Servizio magazzini. Dove? Servizio clienti all'officina meccanica. L'officina era in via... quella che è divisa in due, che scende verso il mare. Divisa in due da che cosa? C'è una iola, o passa il treno, non mi ricordo. È divisa in due. Si tratta del Viale Ionio? No, si arriva a Viale Ionio. Viale Ionio quello che... Quello che è tagliato a metà dalla strada ferrata. Quello è Viale Ionio. Io credo che sarebbe opportuno che il signor Pubblico Ministero nominasse altre strade tagliate da una linea ferrata a Catania, perché non è solo Viale Ionio. Non è, chiedo scusa, signor... No, mi scusi. Mi sto Aveva detto che andava verso il mare, quindi non può che essere in una piazza che poi va a finire in un altro viale, nel viale più grande che si diparte dalla stazione ferroviaria. Ora, se è Viale Ionio o è Viale Africa, non lo so. Comunque, allora le faccio la contestazione così siamo tutti tranquilli. Lei ha detto, interrogato il 18 ottobre del 93, a proposito di Pippo Santa Paola, posso dire che conoscevo quest'ultimo già prima della latitanza di Nitto, in quanto lavorava quale capo magazziniere nel garage della Pancata di Viale Ionio, per cui mi era capitato Non mi ricordo il viale adesso, signor Pubblico Ministero, ma in sostanza le ho detto la stessa cosa, tranne il nome del viale.
Sì. Ricordo e l'ho conosciuto esattamente perché mi avevano rotto un vetro avevo una Renault 21, come si chiama? Quando ritiene il pubblico ministero dobbiamo staccare. Cosa? Quando ritiene il pubblico ministero dobbiamo staccare. Mi avevano staccato il vetro della macchina e sono andato per cercare il vetro della macchina e lì ho conosciuto, io sono il fratello di Nitto. Presidente, formulo l'ultima domanda e poi stacchiamo. Lei ricorda se durante il periodo di permanenza nella sua abitazione siano giunte persone da Palermo a trovare il Senta, Santa signor Pubblico Ministero, gliel'ho detto già nella deposizione precedente, un giorno in garage c'era un macchinone, un bolide, un 600 Mercedes Coupé bellissimo. Io non chiedevo né di chi era né di chi non era. Poi il pomeriggio, incontrandomi con Nitto sotto, dice: hai visto che bolide che c'era stamattina dentro? Dico sì. Ce lo sai di chi era? Se è vero, se non è vero non lo so. Di Bronson, il corridore. Bronson era un corridore automobilistico di gara in salita soprattutto. Ecco, lei sa se Bronson è uno pseudonimo o è... Era uno pseudonimo, naturalmente. Ricorda quale fosse, o comunque si è saputo dopo quale fosse? Senti, io avrei altre domande, però sospendiamo se... Allora, signor Pedalino, per questa sera lei se ne torna a casa, sospendiamo, e così anche noi. Signor Presidente, sospendiamo e domani mattina alle 10, signor Pedalino. Purtroppo il suo itinerario giudiziario non è finito, è quello della signora. Purtroppo non possiamo interrompere, signor Pedalino. Io ho da lavorare, da fare determinate cose per cui avevo preso impegni per domani mattina, impegni di una certa gravità, mi rimandi a domani pomeriggio? Cosa vuole che le dica? Da mezzogiorno e poi sono assolutamente... Guardi, se noi andiamo a domani pomeriggio lei rischia poi di dover tornare ancora martedì. Purché mi lasci la mezza giornata di mattina libera, non posso veramente. Posso arrivare a Catania, diciamo alle 11, 11 e mezza. Va bene. Facciamo alle 12. Alle 12? Alle 12, inizio udienza alle 12. Guardi, no signori, ascoltate. Domani l'udienza va dalle ore 10 e seguenti. Quindi se noi cominciamo con a sentire altre persone, il signor Pedalino rischia di fare il viaggio inutile. Io non posso assicurare niente sui programmi. Per domani chi c'è citato? Presidente, domani ci saranno quei collaboratori che erano già fissati per oggi, che per determinati scioperi non sono potuti arrivare, quindi quelli... In che numero? Il numero di 3 e più quelli, 3 sono quelli che dovevano venire oggi, più ce n'è un quarto che deve essere sentito, più Paladino e sua moglie. Presidente, l'avvocato Ossano, posso fare un invito al realismo? È pensabile che domani possiamo... No. Cioè, domani, infatti ne stiamo parlando per questo. Il problema è questo, mi scusi Presidente, sì. O si decide di iniziare così a Paladino e allora è un problema fra la Presidenza e Paladino, perché se ne inseriamo un altro, Paladino non avrà più modo di inserirsi. Devo insistere perché il signor Paladino sia qui alle 10. Non posso, signor Presidente. Questo il discorso è questo. Se avessero detto ieri sera di arrivare qui a stasera alle 6 o alle 7, era tutt'altra cosa. Io domani mattina... Noi non possiamo prevedere i tempi come lei ha visto, signor Paladino. Non me la sto prendendo.
Purtroppo siamo legati a questo e allora bisogna utilizzare le ore intermedie se c'è la possibilità di sentire qualcuno che richieda poco spazio. Può fare anticipazioni di questo genere il pubblico ministero? No. La signora va bene, non credo che... La signora da sola non può venire prima di lei, penso, no? Se c'è qualcuno che l'accompagna... Ecco, potremmo sentire la signora e poi... Io alle 11 potrei essere qua, signor Presidente. Mi interessa stare in campagna dalle 8 alle 10. Alle 10 posso stare via. Va bene. Presidente, scusi, Mario, per cortesia. Mario? I detenuti prima delle 11. Se, guardi, facciamo una cosa. Se lei può far accompagnare la signora per le ore 10... Non la posso fare accompagnare, se provvedono qualcuno... Può provvedere il pubblico ministero in questo senso? Ecco, allora sentiamo la signora, lei si fa le sue cose con calma e poi viene dopo. Va bene, viene dopo, con tutta calma. Va bene? Presidente, mi consenta, a parte della difesa, si propone una obiezione a questo tipo di lavori, perché noi riteniamo che sia opportuno che si esaurisca il controesame, esame e controesame del test paladino prima di iniziare l'esame e il controesame della testa romana. Presidente, mi scusi, allora iniziamo. Per favore, questo tipo di messaggi, signor Santapaola, cerchiamo di evitarli. Cioè, qualsiasi tipo di rapporto, di scambio di cose, noi apprezziamo le sue buone intenzioni, tutto quello che vuole, però non è consentito, basta. Allora. Senti, iniziamo da uno dei collaboratori e poi cerchiamo di allora, facciamo una cosa, intanto ci vediamo domani qua alle 10 e si decide il da fare, l'avvocato a fare le sue osservazioni. Posso, signor Presidente? Se proprio non ne può fare a meno, avvocato. No, Presidente, non è sui programmi, ho da fare una richiesta. No, scusi Presidente, ma per voglio dire, non può rinviarla a domani questo intervento. Parla con me, Presidente, mi scusi? Sì. Presidente, mi scusi, no, attiene all'ammissione già fatta dalla Corte, signor Presidente. Desideravo solo dire questo. Sì. Credo che i testi ammessi per mercoledì, perché già il tempo è poco e abbiamo necessità di organizzarci. Allora, Presidente, mi scusi, i testi ammessi per mercoledì pomeriggio verranno, ho capito se mal non ho capito, verranno citati dalla Corte, cioè lo Spampinato e la signora Campanella, è esatto? No. Il signor e la signora Spampinato, gli altri vengono citati dalle parti che ne hanno fatto richiesta. Il signore e la signora Spampinato solo perché Spampinato è già indicato dal pubblico ministero perché è comune, e la signora perché non se ne conosce né le generalità esatte né dove abiti, quindi bisognerà fare un'indagine da parte di polizia giudiziaria. Gli altri testi, se sono noti alle parti, sanno come si chiamano, tutte queste cose, possono provvedere. Signor Presidente, mi scusi, con ogni probabilità io mi riservo di fare questa indagine, ma trattandosi di collaboratori dell'Itrico, di un'attività ora cessata, io non so se noi saremo in grado di individuarli, e questo è il problema. Comunque mi riservo di fare, dico io, con i nostri modesti mezzi un'indagine, altrimenti coinvolgerò la Corte in questa ricerca, ecco, questo volevo. Va bene, avvocato. Ed infine, signor Presidente, io già sin d'ora metto a disposizione della Corte l'ordinanza di annullamento acquisita, diciamo, con ordinanza. Va bene, grazie.